Siamo con Marcello Del Ferraro di Assobiodiesel per illustrare la situazione europea ed italiana rispetto a questo biocarburante. Buongiorno a tutti. Dunque, la situazione italiana e europea in questo momento è cambiata rispetto al biennio precedente. Nel biennio precedente abbiamo avuto in Europa una domanda che è cresciuta in verticale per effetto principale del mercato tedesco, dove in virtù del fatto che qualsiasi quantitativo di biodiesel commercializzato era in esenzione di accisa, c'è stata una domanda fortissima. L'Italia ha una situazione un po' diversa perché ha dei quantitativi di biodiesel defiscalizzato che sono contingentati a 200.000 tonnellate, quest'anno sono 250.000 tonnellate, quindi è una situazione abbastanza piccola in Italia. Se noi andiamo a confrontare il mercato tedesco dell'anno 2006 è stato di 2.600.000 tonnellate, il mercato italiano è stato di 200.000 tonnellate. Dobbiamo renderci conto che questo prodotto può avere un futuro solo se supportato da una legislazione adeguata. Se noi abbiamo in animo di preservare l'ambiente, dobbiamo considerare che questo ha un costo sociale. Quindi se si destinano dei fondi a defiscalizzare il biodiesel, questo prodotto può essere diffuso su larga scala. Diversamente non può competere un prodotto come il biodiesel con un petrolio. Ci dobbiamo rendere conto che il biodiesel si ottiene dalla lavorazione di oli vegetali, quindi un olio vegetale in partenza costa di più di quello che costa il petrolio. Quindi o si trova uno strumento di legge per favorire questo sviluppo, favorire questo prodotto significa migliorare l'ambiente, oppure restiamo a fare dei discorsi teorici come ultimamente fanno molti i politici italiani che promettono tutto sullo sviluppo della filiera, promettono su molte cose, però come impatto reale non ci può essere perché non ci sono i termini economici per poter